Roberto, come vi ho detto prima, della zona è quello che, avendo potuto fare la semina estiva per scommessa, quasi, possiamo dire così, allora, a volte, perché è importante parlare con la gente, e la gente di solito ti dà sempre, diciamo, l'aiuto per fare cose e farle al meglio. Roberto, come fa già Giampaolo che il terreno lo tiene coperto, prima di fare il mais non gli piaceva tenere la superficie nuda e l'anno scorso ha detto invece di tenere nudo piuttosto faccio una cover. Ci siamo trovati, parliamo un po' di tutto. Qual è stata l'esperienza cover, non cover facendo il mais? Ma la terra diventa molto più sciolta da lavorare, soprattutto non ha infestanti che si presentano con un terreno nudo e poi microelementi che mettono in moto tutte le lavorazioni del terreno e aumenta la fertilità. Allora, lui con questa logica ha detto perché non facciamo una bietola invece di fare una cover? Che la cover, vabbè, è tutta biomassa, me la metto sotto e me la utilizzo, diciamo, ma se faccio la bietola ho sempre la parte aerea che la lascio in campo, la parte, diciamo, la radice me la porto nell'impianto. Partita da un'esperienza di 3 ettari e abbiamo fatto... Sì. Com'è stato fare una bietola in un periodo estremamente siccitoso come lo scorso anno? Diciamo che mediamente vi ho messo accanto praticamente anche le precipitazioni, perché è molto importante comprendere questa roba qua, ma nel caso suo è capitato che abbia fatto la bietola estiva senza usare l'acqua. Sì, praticamente è come non averla. Non è mai stata irrigata e questo è il risultato. Praticamente le operazioni che sono state fatte qui, lui ha fatto una distribuzione di fondo con questo concime che diciamo dove non arriva col digestato è quello che ti piace utilizzare. Abbiamo utilizzato questa varietà perché abbiamo fatto dei test per fare le valutazioni delle varietà, abbiamo provato la varietà con viso, le classiche, abbiamo provato questa perché è la varietà che usano normalmente per i problemi di risottonia. Abbiamo messo praticamente un prodotto per facilitare l'emergenza della pianta. Questo è l'utilizzo del prodotto diserbante. Praticamente ho cercato anche di riportare delle operazioni che non sono state eseguite, che sono chiaramente operazioni che normalmente per fare la bietola si devono fare, per essere chiari. Perché lui ha detto adesso me la sono scordata. Abbiamo avuto il problema per l'emergenza e abbiamo fatto quel passaggio con un rompicrosta, basta. Ma dov'è una bietola fatta in questa maniera? Dov'è? L'autunnale 75 l'hai raccolta praticamente a luglio, fine luglio. Ecco. Allora la pianta cresce, voi la lasciate nel terreno, cresce. Il fattore limitante è questa fase qui ed è giusto che oggi comprendiate la fase quando la pianta si deve difendere e deve fare praticamente i semi. Essendo biennale, oggi lei chiude la parte di produzione zucchero e scarica nell'asta praticamente quello che deve sviluppare per la formazione del seme. Questo deve essere chiaro. Se io faccio una semina anticipata nel periodo estivo, probabilmente arrivo a avere quelle produzioni che ho avuto a Padova. Padova ha fatto delle cose più interessanti. Un'altra coltivazione 75 anche a Padova. Credo che la finestra per poter utilizzare questa coltivazione è molto ampia, potete vedere voi quando c'è la combinazione ideale, avere un terreno, un letto di semina pronto quando togliete il trinciato o il grano o quello che avete, aspettare che arrivi un po' d'acqua come hai fatto te e fare la semina. Se siete organizzati per dare dell'acqua, lei certamente non la rifiuta. Questa zona secondo me si presta talmente bene perché in un'annata come quella dell'anno scorso la combinazione ha voluto che ci sia scordati la pianta. E questo è il bello della cosa. Che cosa potremmo fare, Guido, con la parte aerea che abbiamo là sopra? Perché adesso con quello che dicono nel biometano potremmo utilizzare solo la parte aerea. Ma nel prossimo decreto cosa succederà? Allora sì, nel decreto attuale o comunque nell'utilizzo attuale del biometano solo per autotrazione si parla di parte aerea perché sarebbe il sottoprodotto della bietola.
e quindi si parla di parterre. Nel momento in cui verrà emanato auspicabilmente finalmente il PNRR, quindi si parlerà della seconda fase biometano, a quel punto si parla di biometano non solo per uso autotrazione ma per tutti quanti gli usi, altri usi, quindi usi industriali, usi civili, eccetera, eccetera. In questo caso, non essendo un biocarburante, la problematica di utilizzare sottoprodotti, la problematica di avere, diciamo così, il rispetto del non cambio di destinazione d'uso del terreno, intendo, per fare il biocarburante, fare delle produzioni in un terreno senza fare produzione di alimento, non essendoci quella problematica lì, allora a quel punto tutta la pianta, nel momento in cui è in rotazione e ha una seconda coltura che la segue, che sia alimentare o che sia foraggio, può essere utilizzata anche per biometano.